Allora, sono Roberto dell'azienda Comianza Alessio di San Floriano del Coglio, dove per noi la tradizione, cultura e passione per il vino sono tramandate da diverse generazioni. Siamo a San Floriano del Coglio, nel cuore quindi del Coglio, che si trova al confine con la Slovenia. Per gli enoturristi, per noi la cosa più importante è mantenere il rapporto diretto con loro. E allora noi l'enoturista lo incontriamo sia al ristorante dove presentiamo i nostri vini e lo incontriamo con piacere in azienda dove organizziamo eventi enogastronomici. In questo contesto si inserisce a Penello l'iniziativa del Movimento Turismo del Vino Sabaton Wine, dove la nostra azienda ha personalizzato l'evento organizzando delle cene di degustazione. Presentiamo praticamente in abbinamento dei nostri vini che promuoviamo cose tipiche regionali e locali. La rosa di Gorizia che l'abbiamo riscoperta, guarda, sinceramente grazie a questi eventi, queste iniziative che organizziamo. Il formaggio Liptauer, praticamente che è un misto di formaggi. Arricchiamo queste serate invitando anche praticamente personaggi come chef Ennio Furlan che ci presenta le erbette, un laboratorio con le erbette raccolte nei campi insieme ai appassionati enoturristi, oppure arricchiamo praticamente queste serate con mostre di pittura curate per esempio questa volta dall'associazione Equilibri, che danno uno sguardo di ciò che è il nostro territorio, perché il vino per noi non è solo produzione praticamente del vino in bottiglia e basta, ma il vino deve essere espressione del territorio e in questo contesto ci inseriamo con queste informazioni, dando all'enoturista che viene questo messaggio. L'evento principale per noi, che è un punto fisso e fondamentale nel calendario, è inevitabilmente Cantine Aperte, è l'evento che muove maggiore rispetto agli altri, più gente possibile. Quante persone avete nel weekend di Cantine Aperte? In azienda siamo sabato in 3 persone che gestiamo le degustazioni su prenotazione, domenica siamo una decina familiari che gestiamo questo evento con qualche migliaio di enoturisti che viene in cantina. Complimenti, qualche migliaio è un bel numero. Dico una cosa, che vorrei parlarvi di questo Sabaton Wine. Cos'è Sabaton Wine? Ogni ultimo sabato del mese un certo numero di aziende, lo trovate sul nostro sito la lista di queste aziende, tengono comunque le cantine aperte, quindi non si può andare a visitare le aziende non solo durante la manifestazione cantine aperte, ma ogni ultimo sabato di ogni mese.